Est, buongiorno, buona domenica a tutti voi, buona domenica elettorale ovviamente. Oggi è previsto il silenzio elettorale, le urne sono aperte dalle 7 del mattino fino alle 23 e vi ricordo ovviamente che Antenna 3 partirà questa sera a partire dalle 21:15 con una lunga maratona condotta dalla vice direttore Ferdinando Avarino con ospiti in studio, collegamenti e poi soprattutto i collegamenti con i nostri giornalisti sul territorio che si posizioneranno nelle sedi dei vari partiti per seguire lo spoglio elettorale. C'è molto da dire, circa 3,7 milioni sono i veneti che andranno al voto, votano anche i diciottenni per il Senato e sapete si vota con il Rosatellum. Allora io partirei subito con farvi vedere il servizio riassuntivo del come si vota preparato dalla redazione di Treviso e poi vi presento il nostro ospite Vittorio Filippi, sociologo. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi. Noto, famosissimo sociologo, poi insomma lei scrive anche sulla Stampa, quindi proveremo un po' a capire quali sono stati i forti temi di questa campagna elettorale rispetto magari alle precedenti e parleremo anche di questo silenzio elettorale che insomma pare sia stato violato sui social immediatamente, ma partiamo proprio con il riassunto. Come si vota e la preparazione dei seggi della giornata di ieri. Si timbrano le schede, si applicano gli adesivi, si chiudono gli scatoloni. Ultime ore di lavoro ai seggi prima dell'apertura delle urne per le elezioni politiche. Si vota nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Sono oltre 4.170.000 i veneti chiamati alle urne per eleggere, dopo la riduzione del numero dei parlamentari, 32 deputati e 16 senatori. Oltre 25.000 i diciottenni che per la prima volta potranno votare, oltre che per la Camera, anche per il Senato. 12 deputati vengono eletti nei collegi uninominali, 5 nella circoscrizione Veneto 1 che comprende le province di Venezia, Treviso, Belluno, 7 nella circoscrizione Veneto 2, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza, 20 gli eletti nei collegi plurinominali, 8 in Veneto 1, 12 in Veneto 2. In Senato il Veneto sarà rappresentato da 16 senatori, 5 eletti nei collegi uninominali, 11 nei plurinominali. La provincia di Treviso è assieme a Belluno nell'uninominale, a Belluno, Rovigo e Venezia nel plurinominale. Nella Marca sono oltre 669.000 gli elettori chiamati alle urne, 327.000 uomini, 341 donne, oltre 63.000 quelli residenti nel solo comune di Treviso. Il meccanismo di voto è lo stesso per la Camera, scheda rosa, e per il Senato, scheda gialla. Si può tracciare un solo segno sul nome del candidato uninominale e così il voto si estende anche ai collegi plurinominali. Se si vota sul simbolo del partito, il voto vale anche per il candidato uninominale. Non è consentito il voto disgiunto, cioè votare per candidati o liste non apparentati tra loro. Per poter votare è necessario portare il documento d'identità e la tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o esaurita ne può chiedere una nuova agli uffici del municipio che saranno aperti per l'intera giornata di domenica. Le operazioni di spoglio delle schede iniziano alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi. Si parte con il Senato, successivamente si passa alla Camera. 23 dunque e appunto vi ricordo che a partire dalle 21:15 questa sera saremo in diretta con Ferdinando Avarino, invece domani mattina a partire dalle 7 con Christian Arboit, quindi davvero vi aspettiamo nella nostra lunga maratona elettorale. Allora questi sono i numeri, andiamo ai temi. Allora ben ritrovato ancora Vittorio Filippi, i temi di questa campagna elettorale che poi sono lo specchio di una società. La politica ha cercato di fare breccia sulle questioni che più stanno a cuore agli italiani. Quali sono e proviamo anche a raccontare come sono cambiate negli anni i grandi temi che fanno breccia nel cuore degli italiani. Beh, io direi che questi 66 giorni di campagna elettorale che abbiamo avuto hanno avuto essenzialmente 3 temi, sono ruotati su 3 temi e sono tutti e 3 temi di paura, di timore. Vado senza un ordine di gravità. Uno è sicuramente il discorso di avere una guerra alle porte d'Europa, una guerra che ancora non si ricompone, certo, che ogni volta ripropone minacce, anche minacce terribili. L'altro aspetto è una guerra energetica, quindi un discorso di gas, di petrolio, e noi sappiamo quanto siamo dipendenti anche nelle cose della vita, penso al riscaldamento dell'inverno futuro, quanto siamo dipendenti dall'energia. E il terzo punto non può che essere, ricordo a qualcuno che adesso il clima è fresco, ma siamo usciti da 2 mesi
terribili dal punto di vista climatico e anche questo, anomali chiaramente, e questo ci dovrebbe far ripensare al discorso del innegabile cambiamento climatico in atto. Ecco, credo che questi siano tre temi ineludibili per chi vincerà sicuramente, perché nei prossimi non anni ma mesi si riproporranno con estrema durezza. Scherzosamente direi perfino non vorrei essere al posto di chi vince, perché deve gestire una situazione direi per un lato fredda o se no, se volete, politicamente incandescente. Particolarmente incandescente. Allora, temi di cui eravamo abituati anche noi ad occuparci, come le politiche per l'immigrazione, i diritti sociali, le politiche per il lavoro, sono passati in secondo piano rispetto a precedenti campagne elettorali. Beh sì, però è anche un po' nella logica delle cose che ogni campagna elettorale, che poi avviene appunto in un arco di 5 anni, e questo un po' meno perché è anticipata, ma comunque avviene nell'arco di 5 anni, in 5 anni anche le priorità, le paure, le sensibilità cambino e qui abbiamo anche delle novità, tra virgolette, quelle che ho nominato sono tutte novità esterne all'Italia, perché la guerra è esterna, il discorso energetico è esterno e il discorso climatico è esterno, e quindi queste le abbiamo sono esogene e quindi le abbiamo subite, e certo sono cambiate i timori, le priorità, gli obiettivi e così via. Tra l'altro si vota con una legge elettorale che poi è stata anche non è stata apprezzata da più parti, una legge elettorale che continua a mettere in difficoltà e anche in confusione gli italiani. Noi abbiamo voluto, come peraltro diciamo tutti i quotidiani nazionali, locali, fare una sorta di riassunto per provare a chiarire le cose, perché ammettiamolo, il meccanismo è particolarmente complicato, particolarmente complesso, e questo crea insomma una sorta di disaffezione da parte degli elettori. È corretto secondo lei? Percepisce questo? Beh, io sono dell'idea che il giorno delle elezioni dovrebbe essere il giorno della festa della democrazia, che è una festa, la democrazia è un valore, è una conquista. Però deve essere resa appunto facile, le cose devono essere facili, devono essere semplificate. Pensiamo anche a una popolazione invecchiata che deve fare i conti con schede che non capisce, di cui non capisce la logica. Ecco, quindi la democrazia non deve essere solo festeggiata, ma deve essere anche applicata. L'astensionismo è un segnale di una patologia, di una malattia della democrazia che non fa bene a nessuno. Lei ritiene anche che l'astensionismo sia causato di fatto negli anni anche dal fatto che abbiamo avuto diversi governi tecnici per diverso tempo, non si è riusciti a portare avanti una legislatura? Ma democrazia vuol dire alla fin fine soluzione dei problemi, perché altrimenti a cosa serve? E l'impressione che ho è che ci sia, scusate il gioco di parole, l'impressione che spesso questi problemi o vengano risolti troppo tardi o non vengano risolti o vengano risolti solo parzialmente, e da qui quindi l'idea di una stanchezza o di una impotenza della democrazia, del voto, della campagna elettorale, che mi sembra che sia stata questa molto sottotono. Molto sottotono, ecco, agguerrita soltanto sui social network, perché diciamolo, il silenzio elettorale è stato rotto ieri, già dopo i primi minuti, dai post dei vari candidati e non solo peraltro, quindi i social network hanno sbaragliato tutte le regole. Non v'è una legge per ora che punisce questo, quindi non c'è stato nulla di illegale, ma i social network che cosa stanno rappresentando per questa campagna elettorale? Beh, dire ormai silenziare una campagna elettorale diventa impossibile, perché i social network per definizione rendono rumoroso tutto, danno un rumore di fondo al sociale, sono la nostra comunicazione sempre aperta, veramente sempre aperta, e per cui ecco, ormai credo che soprattutto in futuro la campagna elettorale classica, il comizio, una parola ormai se lo dovessi dire ai miei studenti mi chiedono che cos'è un comizio, sono o i tabelloni
elettorali sono rarissimi, per alcuni versi è stata una campagna da alcuni punti di vista veramente ecologica, abbiamo consumato pochissima carta. Ecco, è una campagna molto sull'immediato, sul presente, sulla rete, sui telefonini, lo specchio della nostra società? Ma assolutamente come deve essere, poi non può essere diversa. Però pretendere che sia silenziosa questo non è, perché abbiamo un tam tam di fondo e i social network nascono per essere un tam tam di fondo che ci accompagnano notte e giorno, direi proprio letteralmente notte e giorno, per cui ecco, silenziare è un verbo che ormai è diventato impossibile. Quindi forse non avrebbe nemmeno un senso. Diventa impossibile tecnicamente. Senta, ma questa pervasività, questa diffusione dei social network è equiparata anche alla sua potenza su questa società? Lei ritiene uno strumento ormai potente? Io potente non lo so quanto, sicuramente diffuso, se non diffusissimo, e probabilmente allora se è molto diffuso sì, ha anche una sua potenza di fuoco, e ho visto che ormai i candidati usavano tranquillamente perfino i TikTok eccetera, e quindi significa che anche lì ormai i canali della comunicazione politica si fanno in rete. Quali sono i fenomeni più sociologicamente interessanti, no? Che lei sta osservando in questo tempo in cui appunto c'è meno comunità, meno comunione, più rete virtuale e paradossalmente tanta comunicazione virtuale? Sì, per alcuni versi siamo una società più social e per alcuni versi però meno socievole, e che sembra un gioco di parole ma purtroppo non lo è, e quindi con ampi spazi però di solitudine e con ampi spazi di, come dire, di litigiosità in rete, perché è una litigiosità spesso molto facile, perché appunto non ci si vede, non ci si incontra, magari non ci si svela nemmeno, e quindi porta automaticamente ad andare anche verso o volgarità o non ragionamenti, ma di andare avanti per slogan o per affermazioni forti. È una litigiosità che lei ha riconosciuto anche nella nostra classe politica in questa campagna elettorale, o non diversamente da altre? Beh, diciamo che con non 2022 ma sicuramente nei decenni la politica si è fatta molto meno felpata, per alcuni versi molto meno delicata e educata, ed è diventata molto più, per alcuni versi, brutale dal punto di vista del linguaggio, intendo, per carità, non della violenza. Certo. Una violenza verbale che una volta probabilmente negli anni 50 o 60 sarebbe stata inaccettabile, ma siamo davvero in altri tempi, quindi i confronti non reggono. Infatti lo si diceva prima io e lei, no? Dietro le quinte, i confronti sono impietosi, impossibili da fare, no? Rispetto a 20 anni fa, a quelle che sono state le campagne elettorali, a quelle che erano le priorità del Paese, e oggi insieme stiamo riflettendo su quanto i temi che non riguardano l'Italia ma in realtà vengono da fuori, quindi la crisi energetica, la guerra, l'Europa stiano così tanto influenzando la campagna elettorale. E poi abbiamo una popolazione che comunque non accetta, non sta accettando, e questo è un altro tema di cui parleremo più tardi, di veder spegnere le luci del suo Natale per il risparmio energetico, o di dover ritoccare i propri stili di vita perché la situazione lo prevede. Ecco, ce lo racconta un po' questo? Allora, il primo punto è che una volta contava molto l'ideologia, era molto pesante, le due grandi campane ideologiche, il PC e la DC. Oggi siamo su una realtà molto più emotiva, molto più immediata, molto più psicologica e ben poco ideologica, per nulla ideologica, e quindi più immediata, insomma, la politica si è fatta più immediata, meno idee, più azioni, per così dire. D'altro canto il discorso delle luci, è un po' il discorso che ha fatto anche il presidente francese Macron,
ai francesi, e cioè quello di dire attenzione, per alcune cose dell'epoca dell'abbondanza sono terminate, che mi ricorda un po' l'austerity del 73, e quello delle luci, ecco, noi siamo in una società oltre che rumorosa, direi anche luminosa, perché lo si vede, ci impedisce perfino ormai di vedere le stelle, ecco, ma questa società luminosa è una società rassicurante e consumista. Se la togliamo diventa meno rassicurante e meno consumista, soprattutto in Natale. È interessante questo ragionamento, no? Di questa società estremamente luminosa, ed è interessante anche la sua osservazione di quanto l'ideologia poi si sia perduta negli anni. Dov'è finita? Che cos'è accaduto? Ecco, ciò che non vorrei, ma temo, è che insieme all'ideologia siano andati via gli ideali e qualche volta siano andate via anche le idee. E allora possiamo stare senza le ideologie, senza gli ideali e soprattutto senza le idee? Beh, allora diventa una politica molto povera, di pura amministrazione, certo. Insomma, no? Di pura amministrazione. Ecco, io vorrei che si recuperasse un po', mi augurerei che si recuperasse anche l'aspetto un po', non dico solo ideologico, ma almeno ideale, sì. Abbiamo bisogno anche di questo. Abbiamo bisogno anche di questo. E così anche un po' per riprendere quello che lei sta dicendo, noi abbiamo notato a proposito appunto di ideali e di amministrazione, la differenza, no? Lo spazio enorme che si è creato tra il politico e l'amministratore locale, quindi il sindaco, il primo cittadino. Per la maggior parte delle volte si tratta di candidature civiche, quindi di primi cittadini eletti che scelgono di non stare né a destra né a sinistra, ma scelgono la via del civismo e vengono per questo premiati anche dagli elettori. Che cosa significa questo? Ma proprio questo è il fatto di rinunciare all'apparato partito, al logo, ai simboli, ai suoi valori, al suo programma, e di stare in una posizione estremamente asettica, neutra, che è quello della lista civica, è uno dei segni appunto di questa incapacità oggi della politica di andare oltre la visione puramente del fare amministrativo, del pensare un pochino più in grande. Però la politica appunto non è solo un fare amministrativo, dietro ci deve essere anche un'idea e possibilmente anche un ideale. Ecco, altrimenti andiamo appunto a un discorso solo di buona amministrazione, sperando che sia buona. Possiamo collegare a questo allora anche i dati sull'astensionismo, non conosciamo quelli di oggi, non li possiamo commentare, ma quelli insomma anche delle passate tornate elettorali? Beh, l'astensionismo è la non festa della democrazia, chiaramente, però io non condanno l'astensionismo, io come sociologo cerco di capirlo e credo che questo sciopero del voto, perché è in realtà uno sciopero del voto, chi fa uno sciopero lo fa sempre non perché si diverta, anzi rinuncia a qualcosa, però ha delle motivazioni. Ecco, io vorrei, se i dati fossero elevati dell'astensionismo, e spero proprio di no, perché anche ho sentito che ci sono code nelle cabine elettorali, questo mi fa ben sperare, quindi che non ci sia molto astensionismo. In ogni caso l'astensionismo è un fenomeno sociale grave che non vuol dire solo assenza, ma vuol dire non partecipazione, ecco, che è la morte per definizione di una democrazia, perché una democrazia si basa sulla partecipazione. Noi dobbiamo essere una società partecipata, non una società di pochi. A proposito di partecipazione, il grande tema, che poi è un tema che riguarda davvero tutti, che è quello della sostenibilità ed è la base su cui sono stati costruiti gli interventi del Next Generation EU. Il tema della sostenibilità, quanto secondo lei sta facendo breccia nella nostra società? Quanto stiamo diventando capaci di interiorizzarlo? Perché poi riguarda tutti i settori, no? Riguarda la necessità di cambiare un po' tutti forse stile di vita da più parti. Quanto riusciamo a farlo nostro secondo lei? Perché queste sono le linee guida dello sviluppo del futuro. Beh, io direi se non sarà sostenibile non ci sarà proprio futuro, non è che abbiamo un altro futuro a disposizione. Siamo già in mega ritardo, sappiamo che il cambiamento climatico per alcuni versi è irreversibile, possiamo tentare di frenarlo, di mitigarlo, e però su questo vedo che ormai ci sono dei segnali di maturità
sia come consumatori, come investitori, eccetera, come utilizzatori del pianeta, perché sappiamo che non c'è un pianeta bis, non avremo un'altra strada. Eventi climatici estremi li abbiamo già. Ci sono già dei morti climatici, possiamo proprio chiamarli così, dei morti climatici. Ricordo anche questa estate ha fatto un picco di mortalità soprattutto sui più anziani, anche il caldo uccide. E quindi ecco, noi abbiamo già ormai siamo già in guerra su questo, ma non è che noi siamo in guerra contro l'ambiente, è che abbiamo noi aggredito l'ambiente e che adesso si ritorce contro. Credo che questa è una maturità, sta maturando e sia assolutamente necessaria. La provoco un po', sta maturando tra gli elettori, ma converrà con me che è stato un tema, una battaglia universale assente da questa campagna elettorale. Sì, o perlomeno un po' laterale, però credo che questo sia un po' il limite di tutte le campagne elettorali, i temi troppo distanti, sì, hai ragione, ma ecco, sì, ecco, in realtà credo che poi, ripeto, il nuovo governo da ottobre in poi, la nuova maggioranza da ottobre in poi dovrà fare i conti, volente o nolente, spero volente, con il cambiamento climatico, perché ce l'abbiamo lì fuori dalla porta. Il grande tema, forse davvero quello più dibattuto, è stato come contrastare il caro bollette. Cioè la bolletta è stato, credo, la parola più inflazionata, no? Perché è la vita quotidiana delle persone. E delle aziende e dei pubblici esercizi, perché è tutto un discorso anche di economia di vita, ma anche di economia di aziende, che deve fare i conti con materie prime tipo il gas o l'energia che diventano insostenibili economicamente, ma io le collegherei sia al discorso climatico, sia al discorso delle fonti di energia, sia al discorso della guerra. Purtroppo è un discorso complesso che ci obbliga appunto a rivedere il nostro modo di fare business da un lato, ma anche di vivere. Ecco, il discorso del vescovo di concentrare le messe nelle chiese riscaldate, detto, che ne so, un anno fa sarebbe stata religione, non so, o fantascienza. Dette oggi assume un significato assolutamente logico. A questo proposito noi abbiamo proprio preparato un servizio, il servizio Vescovo Parrocchia Alfredo. Chiedo alla regia di prepararlo, così tra 2 minuti lo mandiamo in onda, è esattamente quello di cui stiamo parlando. Prima di vederlo però le faccio un'ultimissima domanda. È un'Italia più unita o più divisa rispetto a 10 anni fa, quella che andrà a votare oggi? Che vota oggi? Che vota oggi. Da quello che si vede mi sembra un'Italia più divisa, più divisiva, per alcuni versi anche più arrabbiata e rancorosa, ma soprattutto estremamente incerta, estremamente spaventata. E su questo dico giustamente, perché l'incertezza regna sovrana, non solo in Italia però, a livello globale. Noi pensavamo che caduta, non so, l'Unione Sovietica andassimo verso un mondo più tranquillo e più chiaro, non è stato così. Ecco, noi abbiamo un sacco di focolai di tensione, non abbiamo solo l'Ucraina, ricordo anche Taiwan, eccetera, cioè abbiamo un sacco di focolai di tensione, abbiamo un sacco di interdipendenze molto, come dire, fragili, e l'Italia si trova un po' così, un paese relativamente piccolo, in un contesto estremamente complesso, in un momento molto difficile. Molto difficile, quindi sarà davvero una grande sfida. Mi ripeto, non vorrei essere al posto di chi governerà dopo, perché si troverà veramente un compito immane. Siamo pronti, possiamo farvi vedere il servizio con l'intervista raccolta dalla nostra Sharon a Monsignor Michele Tommasi, ve la facciamo ascoltare. Nessuno rimarrà senza messa per il freddo, magari cambiano alcune abitudini.
Quel che ormai è chiaro è che l'era del caro energia sta mettendo tutti davanti a un cambiamento, nessuno escluso, neanche la comunità della Chiesa. Illuminazione e riscaldamento preoccupano ogni giorno i tantissimi parroci del territorio, le cui risorse oggi non possono sostenere le bollette in arrivo dei prossimi mesi. Si corre quindi a ripari, molti sacerdoti nella Marca che hanno deciso di chiudere il riscaldamento. Coglie la Chiesa perché abbiamo tante spese nelle parrocchie, negli enti, nelle istituzioni e le nostre entrate sono spesso e in gran parte le offerte dei fedeli, la gestione è quanto più oculata del patrimonio, ma non abbiamo le grandi ricchezze che alle volte ci vengono attribuite ed è una problematica che aspettiamo tutti di vedere come si evolve. E nell'attesa di un'evoluzione di questo freddo vento, soprattutto geopolitico, le soluzioni per rimanere uniti alla comunità si cercano nel cambiamento. Se è troppo freddo bisognerà trovare qualche soluzione, magari si trova che si può celebrare in una chiesa usando meno le altre dove ci sono magari meno fedeli e ci sono chiese vicine. È un momento in cui la nostra creatività deve essere mossa non dalla paura ma dal desiderio di fare bene insieme. Ma arriva uno spiraglio di luce, un fondo di solidarietà da 10 milioni di euro istituito dai vescovi italiani. È un fondo importante da un certo punto di vista perché per trovare questi soldi la Chiesa italiana anche questa non ha le risorse infinite che vorremmo avere e però sono da suddividere siamo circa 236 diocesi in Italia, per fortuna siamo ancora tanti e dovremo veramente collaborare tutti. È un aiuto che credo per le comunità, per le diocesi più povere e più svantaggiate. Ecco Vittorio Filippo, è proprio quello che ha detto lei, no? La Chiesa che utilizza la creatività. È la prima volta, no? Che sentiamo... Sì, però è già la terza tegola, il terzo problema che capita sulla Chiesa, perché il discorso è prima la mancanza del clero che obbliga a raccopare parrocchie. E poi c'è stato il discorso del coronavirus che ha allontanato di fatto, per motivi sanitari, i fedeli. Adesso c'è il discorso del riscaldamento delle chiese che per definizione sono ambienti giganteschi. Ecco, tutto questo pone come dire, una sfida alla Chiesa, e cioè quella ancora di essere capace di fare comunità dei credenti, di raggruppare. Non è Chiesa quella dispersa chiaramente. Ecco, sono tre difficoltà che la Chiesa si è trovata in pochi anni, una dietro l'altra, a dover gestire, con cui fare i conti. Ecco, anche per loro, credo, anche per la Chiesa non sarà facile gestire la cosa. Senta, mi dicono che è già collegato il prossimo ospite, Federico Capraro, presidente ASCOM Treviso. Buongiorno Federico, grazie. Ci sente? Buongiorno Anna. Eccoci. E buongiorno anche al professor Filippi che vedo sempre con piacere. Ma infatti io ho approfittato, no, di questo suo anticipo Federico per farvi interagire un attimo, perché abbiamo parlato prima di questo Natale al buio, no, di questa società che si trova a fare i conti con il caro bollette, che quindi è chiamata a fare uno sforzo ulteriore, uno sforzo che dovranno fare tutti i pubblici esercizi della città di Treviso, albergatori, negozianti, per riuscire a gestire questa situazione particolare. Volevo farvi interagire proprio su questo, perché Filippi diceva è un impegno grande ed è il tema della campagna elettorale, insomma, che stiamo vivendo, probabilmente il tema cardine rispetto a diversi anni fa, quando invece si parlava di altro, o quantomeno le priorità erano altre. Ci conferma che sono queste le priorità per i commercianti? Ma lo sono, perché è un problema paese. L'elettricità per un'impresa è vita, come l'acqua per l'uomo. Noi abbiamo costruito un sistema che ovviamente vive sulla base di questo. Oggi i costi di questo bene primario per le imprese, anche per le famiglie ovviamente, è un costo che è diventato insostenibile. La soluzione è riuscire a far diventare questo costo sostenibile. La soluzione non può essere, dopo noi interverremo ovviamente ciascuno per il suo, con il buon senso, quello del buon padre di famiglia, con le soluzioni di cui parlava anche
giustamente il Vescovo Tomasi, ma non è quella la soluzione, cioè non è chiudendo le scuole il sabato, i supermercati la domenica, i ristoranti il lunedì, martedì, mercoledì, gli alberghi in bassa stagione a dicembre, gennaio, alcune chiese per poter poi svolgere le messe con i fedeli solo in alcune di queste, perché noi interveniamo con una soluzione che porta a spegnere. Noi invece dobbiamo accendere la vita di un paese, di una piazza, di una comunità, perché nel momento in cui si chiuse la chiesa quella domenica si è chiuso un pezzo di comunità, si è chiuso un borgo, si è chiuso un quartiere. È vero che è l'unica soluzione d'emergenza, perché noi ci troviamo nei prossimi mesi e anche in questi mesi a dover intervenire pagando delle somme che non abbiamo a disposizione. Ma noi dobbiamo capire, e il nostro nuovo governo deve trovare la soluzione, capire come risolvere il problema a monte, cioè quei costi per una comunità civile, per una società civile, devono essere costi sostenibili. Noi non possiamo pensare che l'uomo debba nutrirsi di meno perché non siamo in grado di garantire come società un costo adeguato dell'acqua, o che le imprese debbano produrre diversamente perché non siamo in grado di garantire un costo sostenibile per l'energia, perché legati a questi costi ci sono i costi sociali. Tutte queste chiusure portano ad una chiesa a perdere i fedeli, portano ad un negozio a perdere i clienti, portano alle attività produttive, e ho chiuso, a perdere i lavoratori, e quindi si genera un problema sociale che è di portata ben maggiore rispetto al problema economico che abbiamo. Quindi farci fronte nell'emergenza sarà evidentemente un istinto di tutti, ma il vero tema è la soluzione che sta a monte. È una soluzione che il nostro Paese deve portare evidentemente all'attenzione di un'Europa che non può piegarsi alle speculazioni o a situazioni internazionali nella quale non riesce ad intervenire. Dico questo perché la guerra, perché ciò che sta succedendo ovunque succede negli altri paesi come da noi, ma noi abbiamo un costo dell'energia che è molto più alto di Germania e Francia. Eppure la guerra in Russia ha delle ripercussioni su quei paesi come sul nostro. Allora spiegatemi perché il nostro governo non è riuscito, non riesce, ma dovrà riuscirsi ad intervenire su questa situazione. Infatti questo qui che lei sta facendo notare, Capraro, è uno dei temi, anche così osservando i social, perché anche noi giornalisti dobbiamo utilizzare anche i social a volte come fonte, è una delle voci che sta più facendo arrabbiare gli elettori, il vedere che comunque ci sono delle disparità nei vari paesi europei rispetto ai costi di questa crisi. Cosa ne pensa di quello che ha appena detto Capraro, Filippi? Beh, certamente che quello che è stato sottolineato rischia di portare a una situazione di depressione, ma userei in senso non solo economico, depressione economica, ma anche depressione psicologica, perché quando Capraro parlava ad esempio dei negozi, non è solo un negozio che chiude, ma è un angolo di comunità, penso ai negozi di prossimità, è un angolo di comunità che chiude, non è solo il negoziante o i suoi addetti, è proprio anche tutta una rete di clienti, magari tendenzialmente anziani. Ecco, quindi credo che poi il fatto che l'Europa porti, cammini o corra su strade un po' troppo diverse, anche qua mina il sentimento di europeismo. Gli italiani sono stati molto europeisti, nel passato erano molto europeisti, ma oggi sono diventati estremamente più freddi, più disincantati, più disillusi, e anche questo è un problema in più che si pone per un paese che comunque di fatto è inserito in un'Europa che si chiama Quanto UE. è importante è rilanciare i consumi, no? Quindi non solo per riempire le casse appunto di queste attività, ma anche proprio per, come antidoto a questa depressione a cui rischiamo di andare incontro, il rilancio dei consumi. Beh, allora, il rilancio dei consumi così come sono stati i consumi nei tempi passati, no. Ovviamente no, perché abbiamo un discorso ormai di compatibilità crescente di tipo ambientale, certamente, penso solo alla plastica, all'eliminazione
riduzione della plastica, eccetera. Ma che poi noi siamo una società dei consumi, ecco, questo è un po' difficile fare marcia indietro, una società opulenta, perché siamo in Italia, non siamo in Pakistan, e quindi è una società opulenta, trova i propri elementi di soddisfazione, eccetera, eccetera, attraverso il moltiplicarsi dei consumi, che poi alcuni consumi siano sciocchi, eccetera, certo, ma il consumo ormai è parte dagli anni 60 della forma mentis dell'Europa, insomma, perlomeno dell'Europa occidentale. Però bisogna trovare nuovi modi di... ecco, sono d'accordo, ridurre i consumi è facilissima come frase, ma è difficilissima da accettare sul piano umano, tenendo conto, ripeto, che il discorso, non so, del riscaldamento cozza contro una popolazione invecchiata, non una popolazione ringiovanita, e far quadrare questo cerchio credo non sia facile. È assolutamente difficile. Grazie, io la ringrazio Vittorio Filippi per essere stato con noi, davvero. Saluto il Presidente Capraro, se mi sente. Caro professore, ci vediamo presto. Ci vediamo, ciao. Grazie Vittorio Filippi per essere stato con noi. Allora io chiedo pochi minuti di attesa a Capraro, andiamo in pubblicità e dopo apriamo così una discussione sul centro storico, centro di Treviso. Tra poco. Grazie Vittorio. Eccoci, ben ritrovati, Antenna 3 Nord-Est, prima edizione, una domenica elettorale, ovviamente buon voto a tutti voi. Abbiamo provato un po' a raccontare questa campagna elettorale dove, lo ripetiamo, il silenzio elettorale è stato già violato nella giornata di ieri attraverso i social network. Poi abbiamo provato anche a capire quali sono i grandi temi che stanno facendo breccia oggi sulla popolazione ed ora siamo con Federico Capraro che risaluto. Federico, ancora buongiorno. Ascom Treviso, per provare a raccontare quali sono i temi invece che interessano di più alla città di Treviso, a chi ci vive e ci lavora. Allora, in questi 2 anni di pandemia tutte le attività commerciali stavano rialzando la testa. Lei ci sta raccontando adesso che la situazione è estremamente critica e quindi c'è proprio il rischio di perdita anche di senso di comunità, ma di vere e proprie realtà sul territorio. Abbiamo già notizia, Capraro, di attività che potrebbero lasciare, cioè potrebbero non riuscire a passare l'inverno? Noi abbiamo dei dati su scala nazionale che adesso vi riporto e che sono evidentemente particolari in quanto oggi ci troviamo a seguito di una stagione turistica che ha ridato un impulso importante, certo alle attività del settore che erano ferme da 24 mesi, ricordiamolo, ma ha dato impulso anche a quei centri storici a vocazione turistica. Il caso di Treviso è evidente, ma questo è avvenuto in tutta Italia, oltre che nella nostra regione, nella nostra provincia. In questo momento la difficoltà creata dall'aumento dei costi delle bollette, tenete conto che mediamente sono aumentate per le imprese di 4 volte rispetto a pari periodo e pari consumo dell'anno precedente, quindi luglio su luglio, agosto su agosto, settembre su settembre, così sarà. Gli interventi del governo prevedono un intervento con tutta una serie di condizioni, ma con un credito d'imposta relativo solo ai consumi del mese di ottobre e di novembre, e quindi il problema sui mesi precedenti, luglio, agosto e settembre, e dicembre, se non si interverrà, è un problema che rimane. E quindi quelle attività che grazie anche al recupero del turismo erano riuscite a traguardare l'anno si trovano adesso in difficoltà nel traguardare l'inverno, una difficoltà inaspettata. I dati a livello nazionale di cui vi parlavo fanno riferimento a 120.000 imprese in Italia con un seguito di 370.000 lavoratori che sono a rischio. Ovviamente questo si riferisce in particolare alle realtà di piccole dimensioni, semplicemente per un dato matematico, cioè l'aumento dei costi dei consumi di 4 volte ha un'incidenza ben maggiore lì dove i numeri di fatturato sono molto più ridotti rispetto a dove sono molto più ampi. Ecco perché i piccoli, a parità di settore merceologico e a parità di ambiti di mercato, si trovano in una maggiore difficoltà rispetto ai grandi, perché l'incidenza di quegli aumenti
che percentualmente sono uguali, incidono però sul fatturato in maniera completamente diversa. E da lì si genera tutto ciò che dicevamo nell'intervento precedente, cioè di un problema sociale, di un problema di comunità e quindi non solo di un problema economico per le aziende, che in questo senso devono e dobbiamo aiutarle a capire bene quali sono le soluzioni per traguardare l'inverno. Farlo senza un interlocutore, senza il governo che ci dica in tempo reale, perché i primi provvedimenti non possiamo pensare arrivino ovviamente prima di metà ottobre, quando se siamo fortunati si costituirà. Senza questa interlocuzione, senza dei provvedimenti certi, noi dobbiamo inventare delle soluzioni che prima di tutto non devono gravare sull'economia e sui bilanci, perché non possiamo permetterci di appesantire la situazione debitoria delle nostre imprese, perché già arrivano da 24 mesi di grande difficoltà. La famosa creatività di cui tra l'altro parlava il Monsignor Tomasi, e noi abbiamo raccontato di diversi casi, non so, mi vengono in mente i ristoratori dei Colli del Padovano che hanno iniziato a ritoccare i menù, a fare cotture differenti per poter risparmiare, ma giustamente come dice lei Capraro non è questa la soluzione, può essere la toppa che si mette, ma non deve essere questa la soluzione. Però converrà con me che la politica da destra, da sinistra e al centro ha rilevato che è questo il problema, cioè tutti quanti si sono assunti la responsabilità di andare a sanare questa situazione come prima cosa trattante. Ma questo è il problema urgente, il problema prioritario sicuramente, non è l'unico, il problema del lavoro è un altro, il problema dei giovani è un altro ancora, il problema di un PNRR che probabilmente va rivisto è un altro ancora. Non è l'unico. Dal vostro punto di vista, lei ha nominato i giovani, dal vostro punto di vista qual è il grande problema dei giovani? Anche perché poi noi abbiamo passato un'estate raccontando di mancanza di personale specializzato, della difficoltà proprio di poter reperire personale e quindi di riuscire anche a gestire questo grande flusso di domanda che stava arrivando. Qual è il grande problema che riguarda la società dei nostri giovani oggi, dal vostro punto di vista? Credo che sul problema dei giovani ci siano tre aspetti da far emergere e da sottolineare. Il primo è questo: noi abbiamo sempre parlato dei cervelli in fuga. Non abbiamo però mai evidenziato come il nostro paese non fosse in grado di attirare i cervelli altrui. Cioè, in una logica globale, il movimento del cervello in fuga dal paese Italia segue anche delle tendenze. Il vero problema è che l'Italia non attira i cervelli giovani degli altri paesi. Quindi c'è un problema di appeal, ma non è di appeal, è un problema di un sistema che non permette, non offre più ai giovani di oggi delle opportunità di sviluppo, di crescita professionale come negli altri paesi. I nostri giovani arrivano più tardi, proseguono molto più lenti e hanno molte meno possibilità. Il secondo aspetto è sicuramente legato ad un aspetto economico, cioè i nostri contratti di lavoro lasciano in busta paga ai lavoratori pochi soldi. Non c'è la possibilità di costruirsi una vita, di costruirsi un sogno, di costruirsi una prospettiva per una casa, per una famiglia con questi soldi in busta paga, soldi regolari, soldi sui quali si versano tutti i contributi, soldi che prevedono le 13 o le 14 mensilità come nel caso dei nostri settori di commercio, turismo e servizi, ma che sono insufficienti a fronte di costi azienda che sono eccessivi. Il vero motivo che porta i giovani a non credere più, e dopo apro il terzo punto su questo tema, è quello proprio economico, cioè non sono sufficienti per costruire una prospettiva di vita. Il terzo tema credo sia quello della fiducia, una fiducia che manca nei confronti del paese, nei confronti della comunità, spero che non manchi nei confronti di se stessi, però
una situazione che io spero che l'affluenza al voto di oggi ci dia dei segnali diversi, me lo auguro, perché è ora il momento di intervenire più di sempre, è ora il momento di far sentire la voce, è ora il momento di renderci partecipi della vita della nostra comunità. Ma al di là di questo credo che il grande tema sia quello della fiducia, e probabilmente su questo anche il prossimo governo deve intervenire con dei progetti che siano di visione, di ampio respiro. Io ho richiamato prima il PNRR, io credo che bisogna far sognare i giovani facendo vedere loro che c'è un domani che si basi su fondamenti diversi. Noi interveniamo col PNRR per rifare le scuole, ma è il sistema scolastico da rifare, non è la scuola edificio da sistemare. Quello compete all'ordinaria amministrazione di un paese che si deve ovviamente occupare di questo, ma una progettualità straordinaria come quella del PNRR deve vedere dei progetti straordinari. La scuola va riformata, la giustizia va riformata. Una scuola delle professioni, Capraro? Ma anche su quello ci sono probabilmente degli aspetti da rivedere. Noi abbiamo, come posso dire, dei tassi molto importanti di frequentazione che poi però non si traducono e non si concretizzano nei lavori per i quali si è studiato. Ci sono probabilmente in vari settori dei grandi distacchi tra la teoria e la pratica, cioè di una scuola che deve entrare molto di più nel mondo del lavoro e un mondo del lavoro che deve entrare necessariamente di più nel mondo della scuola, in modo tale che ci sia, anche studiando, un percorso di crescita pratica, perché questo è un aspetto che i giovani italiani scontano rispetto ai colleghi di altri paesi, e quindi finiscono dei percorsi scolastici senza essere pronti all'inserimento nel mondo del lavoro. Ecco, io credo che sia da intervenire sull'hardware, no? sulle strutture, su tutto quello che si vuole, ma sia necessario intervenire anche sul software, cioè su quegli aspetti, quelle progettualità che riformino un paese, che riformino una realtà come quella del mondo del lavoro, come quella dei giovani, come quella della scuola, come quella delle famiglie, la denatalità. Allora, dovremmo pur pensare di mettere a disposizione di queste situazioni i fondi che servono per cambiare questo paese, perché altrimenti continueremo a non fare figli in un paese che rimane il più bel paese del mondo, e questo davvero è incredibile. Certo, anche questo, no? Quello della denatalità, insomma è stato un tema un po' sottotono in questa campagna elettorale. Così siamo in attesa anche noi di capire come andrà. Ricordo ancora ai nostri telespettatori che questa sera a partire dalle 21:15 analisi dell'affluenza e poi a seguire l'analisi del voto con il vice direttore Ferdinando Avarino. Grazie Federico Capraro per essere stato in nostra compagnia in questa domenica, davvero grazie. Grazie a voi dell'ospitalità, a presto. Arrivederci, arrivederci. Allora oggi non è soltanto il giorno in cui si vota, ma è anche la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, e allora non potevamo non avere con noi Don Dante Carraro, direttore dei Medici con l'Africa QAM, che saluto e ringrazio calorosamente. Don Dante, buongiorno. Buongiorno. È sempre un piacere averla con noi per raccontare quanto voi, Medici con l'Africa QAM, i vostri medici stanno facendo e fanno per un paese come l'Africa. Siete in tante zone, dal Sud Sudan all'Etiopia, all'Uganda, al Mozambico, in questi mesi anche in Ucraina e in Moldavia, per dare sostegno alla popolazione. Allora intanto la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, perché ancora così difficile spiegare alle persone che non è solo di immigrati che bisogna parlare, ma i migranti sono altro? È un fenomeno globale, basti pensare che insomma sono 100 milioni le persone nel pianeta che si muovono, che si spingono a cercare soluzioni più adeguate, più idonee a
alle attese, alle aspettative che hanno, e 30 milioni di questi, quindi una larga fetta, sono presenti nel continente africano. Perché? Perché la gente si sposta prima di tutto dall'insicurezza, cioè quando tu hai un contesto dove si spara, scappi, cerchi riparo. Ucraina insegna, sono 7 milioni le persone sfollate interne, perché ci sono queste due grandi categorie, quelli che vengono chiamati IDP, cioè Internal Displaced migranti, e poi proprio i rifugiati, cioè quelli che invece vanno fuori delle aree del paese, e sono altri 7, quindi 7 milioni interni, basti per solo all'Ucraina. Ma io penso, ho in mente ovviamente i paesi africani dove noi lavoriamo. Credo che attualmente forse il paese che sta subendo di più questi movimenti interni in Africa, i movimenti interni all'Africa stessa sono l'85% di quei 30 milioni, sono spostamenti interni all'Africa. E sono i due paesi, sono l'Etiopia da una parte e il Sud Sudan dall'altra. E voglio dire, il Sud Sudan soffre delle deficienze croniche, un'insicurezza cronica legata appunto ma basti pensare anche agli spostamenti climatici. Certo. Nel Sud Sudan c'è stata una carestia gravissima negli ultimi 2 anni, e ha fatto sì che 1 milione di gente è passata dal Sud Sudan verso l'Etiopia, e l'altro milione è andato verso l'Uganda. Ecco, per dire, quindi i motivi legati. E quando c'è una crisi climatica come quella del Sud Sudan, dove non piove per 2 anni, è ovvio che c'è poi una crisi anche legata alla nutrizione, certo, al cibo. E quindi ecco, questi sono i motivi principali per cui la gente si sposta e cerca di trovare risposte. Dicevo dell'Etiopia e del Sud Sudan, ma poi ci sono anche situazioni più, come posso dire, limitate. Basti pensare a un paese tranquillo che è il Mozambico, è davanti al Madagascar il Mozambico, tanto per dare un quadro di riferimento geografico, e lì al nord, nella costa del mare dell'Oceano Indiano, al nord del Mozambico, sono trovati gas, grossi giacimenti di gas, e l'arrivo di queste compagnie che cercano gas per l'energia, che è così importante, hanno richiamato queste infiltrazioni islamiche, e che cosa succede? Succede che quando arrivano la gente ha paura e scappa. E noi dal nord del Mozambico, proprio al confine con la Tanzania, abbiamo avuto 800.000 persone che si sono spostate verso la parte sud di questa grande regione che è Cabo Delgado, e nella capitale della provincia, dove c'è Pemba, abbiamo queste 800.000 persone che si sono stanziate lì in queste tende, in questi campi, dove si cerca di dare risposte sanitarie per quel che ci riguarda. Voi infatti che tipo di intervento fate? Voi avete un intervento, diciamo, su vari livelli. Ce lo racconta brevemente, perché poi vorrei chiederle anche questo, Don Dante, cioè proprio perché insomma siamo anche in tema di elezioni, ma al di là di questo, quanto il linguaggio è corretto oggi nei confronti delle migrazioni, cioè quanta consapevolezza c'è di questi fenomeni di cui lei ci sta parlando. Ma prima vorrei che lei ci raccontasse brevemente quali sono le vostre linee di intervento. Noi siamo medici sanitari, e il nostro mandato è proprio quello dell'ultimo miglio del sistema sanitario, quindi andare lì dove le grandi istituzioni non arrivano, proprio nei campi. E allora la prima cosa che facciamo è concentrarci sui bisogni di base, che vuol dire garantire, per esempio, prima di tutto la prevenzione delle grandi epidemie. Basti pensare al colera. Il colera si trasmette con l'acqua sporca, e allora garantire l'acqua pulita, rifornimenti di acqua e l'educazione, in modo che la gente sappia
quanto importante è fare i propri bisogni fisiologici in un ambiente comunque isolato, di non farla nell'acqua, per esempio quando c'è stato la grande ciclone che ha investito Beira, acqua per 2 mesi in tutta la città, allora garantire acqua pulita e fare quelle norme igieniche di base per evitare che insorgano queste epidemie che dopo sono disastrose perché hanno una grossa mortalità. Allora, per dire, educazione sanitaria, acqua e poi i bisogni primari. I bisogni primari sono le mamme incinte, garantire loro per esempio che un parto sicuro, e siccome non lo puoi fare nei campi, allora organizzare con le Toyota oppure con le motorette. Vedete gli animatori di villaggio nel video che vedete, sono gli animatori che vanno e insegnano in lingua locale, vicini alla gente, sono proprio operatori nostri che vanno vicini alla gente proprio per garantire questo. E poi assieme alle mamme i bambini, e quindi garantire quel primo intervento con antinfiammatori, antibiotici quando ci sono queste polmoniti o queste diarree profuse, per garantire ai bambini la sopravvivenza prima di tutto. E poi, ripeto, è fondamentale i sistemi di riferimento, di trasporto, perché vedete che stiamo distribuendo disinfettante, ma c'è acqua pulita, olio, dar da mangiare, perché queste persone arrivano e hanno perso tutto. E quindi questo è il nostro intervento. E non c'è dubbio che man mano che dopo la situazione si stabilizza, se i campi per esempio dopo diventano più stabili, allora bisogna aprire anche delle vere e proprie maternità. Vedete, un'altra cosa che utilizziamo molto è la sensibilizzazione, quindi le Toyota le carichiamo con questi altoparlanti e vanno in giro a spiegare le norme igieniche, a spiegare che in quella zona c'è un presidio sanitario e cominciare a intervenire proprio per garantire il primo livello di assistenza. Poi la cosa che va fatta è formare il personale locale. Allora gli attivisti, li chiamiamo così, ne abbiamo tantissimi per esempio nel nord del Mozambico, vanno proprio in giro a spiegare che cosa fare di fronte per esempio, quando tu non hai servizi igienici, l'importanza di fare una latrina di quelle mobili per dare assistenza. Ecco, questo è il primo intervento che noi facciamo. Ecco, siamo contenti di essere riusciti a mandare in onda queste immagini mentre lei parlava, perché così le persone davvero si rendono conto nel concreto. Vi voglio ricordare che Medici con l'Africa QAM nasce nel 1950 ed è la prima ONG in campo sanitario riconosciuta in Italia ed è impegnata in 8 paesi dell'Africa subsahariana. Don Dante, il linguaggio che stiamo utilizzando, le informazioni, la consapevolezza nei confronti di questa situazione, del ruolo anche nostro, quanto elevata è e quanto ancora c'è da fare secondo lei? Ma il linguaggio secondo me è frutto della conoscenza e c'è molta strada da fare, ecco, perché si usano linguaggi, espressioni che come dire, non sono veritiere soprattutto, cioè non rispondono alla realtà. Io sono stato in questi campi, conosco le situazioni, la gente, ho incontrato sia i responsabili sia gente comune e sono gente come noi, mamme, papà, bambini, e hanno i problemi che abbiamo noi. E quando sei, diciamo così, quando ti sposti è perché lo sei costretto. Io non ho trovato finora qualcuno che si sia spostato nella maniera di cui stiamo parlando adesso, cioè parliamo di sfollati, parliamo di gente che cerca risposte elementari, basiche per i propri bambini prima di tutto, perché questi bambini possano non morire e aver da mangiare. Io tante volte ci ho pensato, se avessi dei bambini e da papà non avessi da dar da mangiare loro, farei qualsiasi cosa, perché per mio figlio, per i miei nipoti,
farei qualsiasi cosa. E allora, se non trovo risposte in loco, cerco magari un po' più di là, e poi se un po' più in là devo andare ancora più lontano, e allora vado anche più lontano, perché l'obiettivo primario è la sopravvivenza in queste situazioni. Ripeto, e quindi il linguaggio è frutto di poca conoscenza, di poca partecipazione a quello che sta capitando. Perché questa gente, per esempio, perde tutto. Cos'è che puoi portare via con te? Puoi portare via l'essenziale, e ora riempi un secchio, ci metti dentro la roba, una borsa, ci ne metti dentro altra, ma molli il tuo, per esempio, il tuo orticello vicino a casa, il tuo campo che hai zappato per tanti anni, e lo lasci là perché speri che ci sia altro, perché nelle situazioni in cui sei non ti è più consentito, o per l'insicurezza, o perché ci sono le infiltrazioni oppure pensate alla guerra in Ucraina. Ecco, la guerra in Ucraina forse è l'episodio più vicino, ecco, che ci aiuta a capire, e sono meccanismi che capitano un po' dappertutto. Dante, grazie davvero, ci tenevamo particolarmente ad ospitarla oggi per la giornata mondiale del migrante, del rifugiato. Grazie per il vostro impegno e perché ci aiuta appunto a diffondere la conoscenza. Grazie a voi, e grazie anche agli spettatori, e molti so che capiscono e chiedono anche di capire, ecco, quindi grazie davvero. Arrivederci, Don Dante Carraro, Medici con l'Africa QAM, arrivederci. Allora, so che ha già collegato, e lo ringrazio per averci dedicato un po' di tempo anche in questa domenica, il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Direttore, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei, un saluto anche agli spettatori e a Don Dante, che è persona straordinaria, che con i mezzi per cui sta lavorando veramente, sta facendo una grandissime cose. Sì, sappiamo che sono partiti un caro saluto. Anche medici, insomma, trevigiani col QAM, quindi davvero un grande impegno sul territorio, e oggi il 25 settembre non potevamo insomma non parlare anche di questo. Siamo partiti, direttore, parlando ovviamente di campagna elettorale e di elezioni, ma con lei in realtà vorremmo andare sul tema sanitario, perché con l'apertura delle scuole, insomma con il ritorno un po' alla vita dopo questa parentesi estiva, insomma il Covid sembra stia rialzando la testa, fortunatamente non in maniera preoccupante. Le chiedo di attenderci pochi minuti, abbiamo una pubblicità tassativa da mandare, e poi partiremo con questo tema e con il tema legato anche a insomma, il personale sanitario, tra pensionamenti e necessità insomma, di persone. A tra poco. TG Treviso, ben ritrovati, siamo in diretta con il direttore generale dell'ULSS 2, il dottor Francesco Benazzi. Ci scusi per averla fatta attendere, direttore. Siamo sui dati del Covid, ci siamo lasciati alcuni giorni fa con dei dati in aumento, soprattutto tra i giovani, contagi insomma in ambiente scolastico. Come siamo messi? Ci conferma questo trend in risalita? Sì, diciamo che sta salendo un attimino, stanno salendo i casi positivi, sono in crescita. Oggi siamo a 350 su 100.000, e quelli dei giovani sono rimasti quelli di venerdì, nel senso che le scuole, abbiamo il dato che è di circa 400 positivi su 100.000 fino a 12 anni, ma questo è legato ovviamente al fatto che in classe giustamente non si usa la mascherina, e quindi è facile che nella socializzazione i ragazzi possano velocemente diventare positivi. Però devo anche dire che rispetto a questo dato l'RConT sta lievemente crescendo anche per i ricoveri, però siamo sempre intorno ai 40 ricoveri, quindi sempre in una zona di tranquillità sostanzialmente. Il problema vero sono gli anziani, come spesso dico, e quando andiamo a trovare gli anziani è fondamentale utilizzare la mascherina, soprattutto i ragazzi giovani, per evitare di contagiarli, perché il grosso rischio della persona anziana con pluripatologie è quella del ricovero ospedaliero col Covid e poi di peggioramento legato appunto al Covid stesso. Quindi è chiaro che bisogna avere queste precauzioni per evitare questo. Però devo anche dire che quest'estate, che per noi è stata decisamente impegnativa, dove non abbiamo avuto il calo del Covid per buona parte tra luglio e agosto, abbiamo avuto anche altre arbovirosi
che non abbiamo mai visto, perché se pensiamo al West Nile abbiamo avuto 86 casi nella nostra provincia, subito dopo Padova siamo stati l'unica provincia del Veneto a avere il Toscana virus, quello che si passa con i papatacci, abbiamo avuto lo Zika, che gli altri, cioè voglio dire, evidentemente è stata un'estate abbastanza impegnativa dal punto di vista sanitario per evidentemente supportare le persone che avevano contratto queste virosi. Senta, ma rispetto all'inizio dell'anno scolastico dello scorso anno, mi corregga se sbaglio, non c'è stata l'impennata dei casi Covid con la riapertura delle scuole? C'è una risalita, ma insomma mi sembra di capire che è una risalita un po' più timida rispetto allo scorso anno, è corretto? Sì, diciamo che lo scorso anno, se lei ricorda, nel momento in cui avevamo un positivo in classe, la scuola andava chiaramente certo. in DAD. Ecco, oggi invece con un positivo in classe, la classe rimane sopra i 6 anni la mascherina, sotto i 6 anni non adopera la mascherina, quindi c'è effettivamente un'impostazione diversa. Abbiamo già 211 classi che hanno questo tipo di linee guida, però devo anche dire che è vero, assolutamente non lo abbiamo, ma perché? Perché sono stati vaccinati anche tanti ragazzi di 12 anni in su e questo sicuramente ha aiutato a rafforzare le difese immunitarie e a evitare che ci sia una diffusione con patologie importanti anche tra i minori. Ecco appunto la vaccinazione, abbiamo una percentuale di anziani che hanno scelto la quarta dose, visto che proprio stiamo parlando delle ospedalizzazioni che di fatto riguardano praticamente sempre gli anziani. Purtroppo è una proiezione molto bassa, perché oggi siamo al 36% delle persone over 80 che dovrebbero vaccinarsi e addirittura molto più bassa negli over 60 che dovrebbero fare il booster, perché siamo intorno al 20%. Quindi è vero, stanno aumentando le vaccinazioni, questo sì, perché stiamo facendo 340 circa vaccinazioni booster al giorno, quindi vuol dire persone che fanno la quarta dose, però ancora non c'è un grande afflusso, perché effettivamente le persone vivendo libere, senza mascherine eccetera, hanno meno ovviamente la sensazione di essere ancora come dire, in mezzo al Covid, che è vero, perché per carità c'è sicuramente meno aggressività, però Omicron 5 oggi nella nostra provincia sta ovviamente creando tantissimi positivi. Senta, l'ULSS Padovana, l'ULSS 6, aveva denunciato diverso tempo fa la presenza dei positivi fantasma, cioè di quelle persone che poi sostanzialmente percepiscono di avere i sintomi, scoprono la positività a casa e non la denunciano, nel senso che attendono il passaggio dei sintomi, insomma bypassano sostanzialmente quelle che sono le poche regole rimaste. È un dato che lei ci può confermare, che state percependo anche voi, cioè che quindi il dato dei positivi sia sottostimato? Guardi, è facile che il dato dei positivi sia sottostimato, anche perché con le ferie tanta gente evidentemente non dovendo andare a lavorare, magari avendo dei sintomi lievi o addirittura non avendo sintomi, perché persone che hanno fatto la terza dose ovviamente possono anche averlo contratto senza avere sintomi ed è abbastanza facile che questo succeda, soprattutto nelle persone giovani. Ecco, quindi io credo che tanti, non avendo sintomi, giustamente essendo tutti liberi e non avendo più l'obbligo di mascherina, ma non perché volevano rifuggire al fatto di stare 5 giorni a casa o una settimana a casa, ma proprio perché non avendo sintomi hanno ritenuto di non fare il tampone. Quindi è possibile che questo dato sicuramente sia un po' meno veritiero, cioè le positività che noi abbiamo sono inferiori rispetto a quello che realmente potremmo trovare nel territorio se tutti si fossero fatti il tampone e quindi fossero risultati positivi. Sì, certamente, ma non c'è malizia in questo, credo ci sia solo il fatto che non avendo sintomi, soprattutto i giovani, ventenni, trentenni, non manifestano una rinite, un raffreddore che dura un giorno. Uno per un giorno di raffreddore non si fa un tampone, voglio dire, quindi è chiaro che è facile sia così, sì. Senta, un'altra cosa che volevo chiederle, no? Inizia l'autunno, particolarmente freddo tra l'altro, nel senso che c'è stata un'escursione termica incredibile e stanno iniziando a spuntare i primi virus dall'intestinale, insomma arriverà anche l'influenza. Lei è spaventato da questo periodo che che stiamo per attraversare e in cui ci potrà essere una concomitanza di virus?
Guardi, più che spaventato io, che sono nessuno dal punto di vista scientifico, è spaventato il Ministero e i tecnici del Ministero, tant'è che hanno innalzato la percentuale per stare in sicurezza, la percentuale degli over 65 che si vaccinano, che dovrebbero vaccinarsi per l'influenza, al 75%, dicendo che addirittura il 90% sarebbe l'optimum. Sì, sono spaventato perché, vista questa analisi e soprattutto visto quello che ci hanno rilevato i medici sentinella, che sono quei medici di medicina generale che iniziano prima la rilevazione dell'influenza, le posso garantire che questa influenza, che per 2 anni ci ha lasciato tranquilli perché usavamo le mascherine, sicuramente sarà più aggressiva, perché il nostro organismo non è più abituato a difendersi. Quindi sicuramente avremo un'aggressività importante, e ricordo a tutti, perché ce lo dimentichiamo, perché consideriamo tutti l'influenza come una cosa, come dire, normale, che fa parte della nostra quotidianità, e ci meravigliamo che il Covid non possa diventare una cosa normale della continuità, della quotidianità. Sono 2 virus, e quindi voglio dire, potremmo averli anche nel tempo, anche il Covid. Non è detto che fra 2 anni non parleremo più di Covid, non perché voglio essere orientatore, ma perché è così, perché questi sono i virus. L'influenza oggi a me fa più paura del Covid, tantissima più paura, e veramente io spero, adesso ci troveremo con i medici di famiglia, lo abbiamo detto anche i sindaci, dovremmo fare una campagna capillare per convincere la gente a fare l'anti-influenzale, perché riteniamo che sia importante, perché si muore di influenza. Ogni anno, voglio dire, abbiamo tantissimi anziani che purtroppo a causa dell'influenza sono ricoverati in ospedale, vanno in terapia intensiva, e tanti di queste povere persone muoiono proprio perché contraggono l'influenza. Quindi credo che sia fondamentale fare l'anti-influenzale, perché ci protegge, ci dà la risposta anticorpale e ci aiuta evidentemente a passare indenni o quasi indenni dalla sindrome influenzale. Ecco, la ringrazio per aver sottolineato questo. Le chiedo anche, abbiamo già un'idea di quando partirà la campagna anti-influenzale, da quando si potrà iniziare, e se le modalità saranno le stesse, quindi attraverso i medici di base? Sì, assolutamente sì. Allora, il Ministero credo che abbia già pronte le dosi con la nuova variante dell'influenza. Darà l'indicazione alla Regione Veneto, la quale poi alle regioni, quindi la Regione Veneto, la quale poi darà a noi e ci fornirà le fiale per partire con la campagna. Credo che noi inizieremo già dai primi di novembre a fare una campagna proprio, come dire, di comunicazione importante, per fare in modo che la gente accetti. Ci saranno i medici di famiglia che la fanno come ogni anno, i pediatri di libera scelta e i nostri medici dell'igiene pubblica, quindi i nostri centri vaccinali. Dobbiamo veramente mettere in campo una potenza di fuoco straordinaria, perché dobbiamo assolutamente arrivare al 75% delle persone a rischio, quindi di over 65. Grazie direttore per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi e buona giornata. Grazie, era un tema importante da toccare. Adesso, perché a Padova c'è la giornata del naso rosso, andiamo con i clown che tra l'altro sono assenti proprio in tema di ospedale ormai purtroppo da tanto tempo. Allora io vi presento Bella Zio e A Gonfie Vele, eccoli qua. Ciao ragazzi, siamo a Padova, buongiorno. Dov'è? A Gonfie Vele ci sei? Eccola, ce l'abbiamo. Era nascosta. Ci siamo procurati anche un microfono perché ci sentisce. Allora ragazzi, oggi è la giornata del naso rosso a Padova. Che cosa state facendo? Qual è il messaggio che state lanciando in mezzo alla gente? Oggi è la giornata del naso rosso, è una delle uniche giornate che passiamo in piazza per farci conoscere e per portare un sorriso ai bambini, a farli giocare e far conoscere la nostra associazione. Quindi oggi li stiamo facendo giocare, stiamo ballando, stiamo facendo tante cose con loro, con tutti i bimbi che passano, e siamo felici. Facciamo un giro così mostriamo. Questa è la piazza, un po' tutti. Allora, loro fanno parte dell'associazione VIP. Eccoli là, ciao, che significa viviamo in positivo. Buongiorno a tutti, eccoli qua i nostri ragazzi. Sentite, ma il Covid vi ha, diciamo, portato via dalle piazze, ma soprattutto portato via dagli ospedali, dove avete sempre portato il sorriso a chi stava soffrendo. Quanto vi manca entrare in corsia? Diciamo che è stata un pochino dura
In questo momento purtroppo non riusciamo a tornare in ospedale, giustamente, e quindi ci siamo attivati per comunque portare il nostro servizio, il nostro sorriso anche in altre realtà, e quindi stiamo iniziando ad andare nelle RSA in cui magari c'è spazio all'esterno e in altre strutture in cui appunto riusciamo a portare quello che sappiamo fare meglio senza andare a intaccare col discorso del Covid. Allora, e quindi voi nella vita siete insomma ragazzi, lavoratori, Matteo, Vania e Carla Nicolè. Che cosa significa indossare i panni di un clown? Che cosa diventate? Siamo cameraman. Lo vedete dall'inquadratura. Perché non riusciamo, comunque siamo anche belli, insomma, non ci vedete ma siamo belli. Prego. Dici. Che cosa significa indossare i panni di un clown? Voi siete ragazzi che insomma vivono, lavorano, hanno una famiglia. Quando diventate clown, che cosa significa? Cosa diventate? Quando diventiamo... In realtà noi non diventiamo clown, essere clown è un qualcosa che hai dentro e che ti porti via anche nella vita di tutti i giorni. Vuol dire cercare sempre di portare un sorriso, avere il tuo bambino interiore che è sempre molto forte, e vuol dire cercare di entrare in punta di piedi, capire che hai davanti e cercare di essere sempre ottimista e positivo nella vita. Presidente, buongiorno. Vi stanno salutando anche dalla piazza. Come si fa a diventare volontari per vivere in positivo? Cambiare. Eccoli. Festeggiare. Come si fa a diventare volontari e entrare a far parte dell'associazione? Entrare a far c'è un iter non eccessivamente lungo, nel senso c'è un processo di selezione che facciamo, perché solitamente quando apriamo le candidature abbiamo circa 200 persone che provano a far parte del gruppo e riusciamo ad assorbirle tutte in una sola volta. Quindi organizziamo una selezione. Passata questa selezione, che è una cosa molto light in realtà, ridiamo e basta, viene organizzato un corso base che dura 3 giorni e fatti questi 3 giorni di formazione, si entra ufficialmente nel gruppo, si inizia a fare servizi e a seguire le attività che facciamo come associazione dappertutto, e con un periodo di formazione all'interno dell'associazione che poi dura per più o meno un anno. Questo è l'iter che solitamente viene seguito, che tutti abbiamo fatto, per essere qua oggi. Vedo che avete cambiato cameraman e vi siete abbassati. Abbiamo delle difficoltà nella gestione della videocamera, però poi per il resto siamo bravi. No, guarda, sono importanti i messaggi che lanciate. Allora ragazzi, sono settimane in cui si parla di caro bollette, di emergenza climatica, ci sono tante tematiche importanti di cui insomma tutti si stanno occupando e stanno vivendo. Proprio perché voi rappresentate il vivere in positivo, che messaggio potete lanciare oggi ai nostri telespettatori? Quello che ci serve in realtà è esattamente questo, che per quanto possa sembrare difficile, mantenere il focus sulla positività è fondamentale farlo, e se continuiamo a guardare solo le cose che non funzionano, che stanno andando male, probabilmente non riusciamo a vedere quanto di bello ci circonda. Quindi un passettino alla volta sempre, come diciamo noi quando entriamo nelle stanze degli ospedali, in punta di piedi, senza mai perdere l'obiettivo che ottimismo e positività ci aiutano a vivere meglio anche delle situazioni più difficili, che ci sono e ci saranno sempre. Grazie ragazzi, grazie davvero per essere stati con noi. Vuoi dire qualcosa anche tu a gonfie vele? Ma io sorridere è gratis, è bello e fa tanto, fa molto di più di quello che a volte pensiamo, è uno strumento importante che abbiamo, sfruttiamolo. Vi aspettiamo in Piazza della Frutta per tutto il pomeriggio a Padova. Grazie ragazzi, Matteo, Vania, Carla Nicolè, in arte Bella Zio e a gonfie vele per essere stati con noi, arrivederci. Ciao a tutti ragazzi e grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Rendiamo l'onda. Grazie per quello che fa.
Speriamo al più presto di potervi rivedere anche nelle corsie degli ospedali dove ce ne sarebbe tanto bisogno. Allora noi in chiusura di questa edizione vi facciamo vedere i vincitori del Premio Parise, sesta edizione, uno dei premi più importanti dedicati allo scrittore veneto, le premiazioni ieri al Teatro Comunale di Treviso. Andiamo a vedere chi ha vinto. Era importante ricordare anche altre vicende, insomma, non concentrarci solo sull'Ucraina. Per quanto riguarda l'Ucraina, il premio a Caracciolo è il premio al tentativo di ragionare su qualcosa che avviene, di non lavorare solamente sulle emozioni che sono giuste, È stato premiato il tentativo di ricondurre tutto al ragionamento, al logos. La pandemia prima, il conflitto in Ucraina poi, la grande forza e potenza del reportage nel dovere che assume di raccontare ciò che è ed è stato con il solo obiettivo di verità. Torna l'atteso riconoscimento dedicato a Goffredo Parise, scrittore veneto. Il verdetto questo pomeriggio presso il Teatro Mario del Monaco, che ha visto assente il vincitore della sezione reportage TV, quotidiani e periodici, Lucio Caracciolo, direttore di Limens, perché positivo al Covid. La motivazione del premio alla carriera per essere riuscito, si legge, a disancorare l'analisi degli eventi dalle appartenenze ideologiche e politiche. Premio speciale per giornalisti vittime di intimidazioni a Marilena Natale per le sue denunce sui rifiuti tossici nella Terra dei Fuochi. Lo giro a loro, ma lo giro soprattutto ai bambini malati di cui mi occupo, i bambini della Terra dei Cuori, i bambini malati di tumore che hanno bisogno di sostegno e di forza. Infatti il premio che io riceverò andrà vicino alla somma di denaro che stiamo raccogliendo per il Natale della Terra dei Cuori per fare dei regali a questi bambini. Nella sezione studenti iscritti ai corsi di Ca' Foscari vince la giovane Iman Abutair con l'elaborato Hong Kong, un ritratto semplice e diretto di un conflitto tra demografia e centralismo autoritario. Penso che la tematica di Hong Kong debba avere più spazio all'interno dello scenario giornalistico internazionale. Mi sento come una sorta come se avessi ricevuto il testimone di attivisti comunque di Hong Kong che sono stati silenziati in parte dalla politica cinese. Ci fermiamo qui con il premio Goffredo Parise. Allora io vi ricordo, oltre a TG Treviso, in onda questa sera alle 19:30, come sempre poi la lunga maratona elettorale, conduce il vice direttore Ferdinando Avarino. Si parte alle 21:15 insieme fino a notte fonda, con collegamenti dalle varie sedi dei partiti per seguire lo spoglio elettorale e poi a seguire la diretta domani mattina a partire dalle ore 7. Grazie a Simone Merlo, Alberto Piovesani in regia, voi che siete stati in nostra compagnia. Buona domenica, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Domenica 25 settembre sul nostro territorio si avvertiranno ancora gli effetti della perturbazione atlantica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto giornata decisamente variabile, inizialmente in mattinata il tempo risulterà piovoso, con il passare delle ore cessazione delle piogge a partire dai settori meridionali e diminuzione anche della nuvolosità. In montagna invece qualche temporale anche nel corso del pomeriggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 9 e 15 gradi, massime invece tra i 18 e i 22 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui piogge abbondanti e intense, specie sulla fascia orientale e sulla costa, dove soffieranno scirocco e libeccio anche sostenuti. Miglioramento in questo caso a partire dalla notte. Temperature minime sui 13-15 gradi, massime intorno ai 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo ancora piogge diffuse in giornata, in diradamento poi con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 22 gradi all'incirca.
Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.